Bene, allora eccoci tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che in questo periodo di guerra appunto dedichiamo, Ermanno, alla storia e questa sera, come dicevo prima della pubblicità, torniamo indietro, torniamo al 1946, dopo la fine della seconda guerra mondiale e inizia, diciamo tra virgolette, un periodo particolare, perché le parti che, diciamo, gli alleati che si sono battuti durante la seconda guerra mondiale non vanno più d'accordo. Ma è stata una congiunzione, quella degli alleati della seconda guerra mondiale, diciamo obbligatoria, perché Hitler aveva invaso e aveva il progetto di invadere mezzo mondo assieme a Mussolini e ai giapponesi e la cosa diventava abbastanza seria. A cambiare rotta nell'alleanza fu Churchill, nel senso che coinvolse Roosevelt, e Roosevelt naturalmente, che aveva appena vinto le elezioni dicendo mai l'America entrerà in guerra, riuscì comunque a svincolarsi e diciamo a entrare nel conflitto proprio grazie a Pearl Harbor, ma soprattutto perché questo non era sufficiente per coinvolgere l'America nella guerra europea, fu Mussolini e poi fu Hitler a dichiarare la guerra agli Stati Uniti, considerando gli Stati Uniti una nazione così di più o meno faccendieri, di poveri cani, di emigranti che non sarebbero mai riusciti a fare qualcosa. Evidentemente si sono sbagliati e la guerra poi fu l'alleanza dell'America, dell'Inghilterra assieme alla Russia, all'Unione Sovietica, che portò al grande conflitto mondiale e fu una carneficina da ambedue le parti, e lo ricordiamo proprio perché siamo in un momento di conflitto che è bene ricordare che si parte da poco per arrivare al disastro. Siamo arrivati alla scoperta delle bombe atomiche, a far esplodere 2 bombe, se erano in progetto 3 bombe atomiche, 2 fecero esplodere e il mondo si fermò. E allora dobbiamo meditare in questo senso, i nostri telespettatori li coinvolgiamo in questo fatto, quando poi saggiamente, ma ci metterei un punto di domanda, Winston Churchill disse: abbiamo ammazzato il maiale sbagliato, in riferimento a Hitler rispetto a Stalin. Certo. Ma se vogliamo vedere chi vinse veramente la seconda guerra mondiale, chi ci rimise di più nella seconda guerra mondiale, i russi ci lasciarono circa 27 milioni di persone in Europa, e poi invece gli Stati Uniti e l'Inghilterra lasciarono circa 500.000 soldati, di cui una buona parte erano arruolati dalle colonie inglesi e da profughi, per esempio italiani in America, che venivano mandati avanti, perché prima si sacrifica i meno, diciamo, concepiti con dignità, e poi si arriva a dichiarare la vittoria. Gli Stati Uniti si impegnarono moltissimo, però si impegnò soprattutto la Russia, che aveva il nemico in casa, e allora, se ricordo bene, 27 milioni su circa 120.000 russi abitanti, diciamo che la percentuale era orribile. Certo. Di questo parliamo con dei nostri ospiti, che altre volte li abbiamo avuti per altri motivi, Certo. e sentiamo la loro opinione su questo momento storico, che è veramente importante perché si collega stranamente con l'attualità. Certo, allora salutiamo e presentiamo a voi che siete a casa gli ospiti che ci accompagnano in questa parte, il professor Stefano Luconi. Buonasera professor Luconi. Buonasera. E grazie
E grazie dell'invito. Grazie di essere qua, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova, e torno a salutare e a ringraziare per essere con noi Elio Ermano, appunto scultore, lo abbiamo sentito prima, e anche diciamo con un trascorso come politico, è stato anche vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Allora insieme a voi cercheremo un pochino di capire che cosa è successo e soprattutto come dire, quali sono stati i motivi che hanno portato, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, a una situazione che sembrava, come dire, non dovesse succedere. Per quale motivo forze che avevano combattuto insieme poi improvvisamente diventano nemici? Professor Lucconi. L'alleanza fra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti nel corso della Seconda Guerra Mondiale è sostanzialmente un'alleanza di comodo. Nel momento in cui inizia l'operazione Barbarossa, cioè l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista il 22 giugno del 1941, Roosevelt estende immediatamente gli aiuti militari a Mosca, in base al principio che il nemico del mio nemico è un mio amico. Certo, gli Stati Uniti ancora erano formalmente neutrali, però chiaramente parteggiavano dalla parte del Regno Unito e quindi erano contrari alla politica espansionista nazista, e quindi da questo punto di vista si sentirono in dovere di venire incontro a Stalin. Però è un'alleanza che riesce a reggere soltanto nella misura in cui esiste un nemico comune, la Germania nazista. Truman già nel 1941 aveva una visione profondamente anticomunista. Al tempo era semplicemente, si fa per dire, uno dei due senatori del Missouri al congresso di Washington, e la sua prima reazione era stata quella di non intervenire, di non mandare armamenti all'Unione Sovietica, ma di lasciare che nazisti e comunisti si scannassero fra di loro in maniera che si eliminassero a vicenda. L'idea di Franklin Delano Roosevelt era quella di mantenere nel secondo dopoguerra quell'alleanza che si era venuta a creare per forza di circostanze durante il secondo conflitto mondiale. Però la morte di Roosevelt aprì le porte della Casa Bianca a Truman, che nel frattempo era diventato vicepresidente, quindi ex officio divenne presidente alla morte di Roosevelt, e allora emerse, tornò ad affiorare il suo anticomunismo, tant'è vero che nel momento in cui la Germania si arrese e quindi cessò la guerra in Europa, Truman impartì l'ordine ai cargo statunitensi che stavano trasportando ancora materiale bellico in Unione Sovietica di invertire la rotta, perché erano venute meno le circostanze che giustificavano l'alleanza tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Certamente, ecco, colgo una frase che lei ha detto. Secondo la teoria di Truman era importante che le due potenze, che sono il nazionalsocialismo, il fascismo da una parte e il comunismo dall'altra, si scontrassero e si eliminassero a vicenda. Io credo che questa tattica è stata poi portata avanti, ma soprattutto era importante e viene ribaltata dall'accordo Ribbentrop-Molotov. Improvvisamente gli americani e gli inglesi, dico, questi qua, invece di andare a scontrarsi tra di loro, diventano amici e diventano ancora più pericolosi. Prego, professore. Sì, il patto Molotov-Ribbentrop, cioè l'accordo di non aggressione fra Germania nazista e Unione Sovietica comunista, in un certo senso giustificava una lettura ideologica geostrategica che contrapponeva le democrazie, in particolare gli Stati Uniti e il Regno Unito,
ai regimi totalitari, metteva in un certo senso Mosca e Berlino dalla stessa parte. Questa lettura viene meno nel momento in cui la Germania aggredisce l'Unione Sovietica stracciando il patto Ribbentrop-Molotov. Di qui Roosevelt, che pur mantenendo ancora gli Stati Uniti neutrali, comincia a inviare materiale bellico all'Unione Sovietica. La differenza però è che mentre Roosevelt avrebbe voluto continuare questa collaborazione anche nel secondo dopoguerra, e questo lo si vede molto bene nella definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite proposta da Roosevelt poco prima di morire, perché viene concepito un Consiglio di sicurezza con dei membri permanenti con più poteri rispetto agli altri componenti di questa organizzazione, perché hanno il diritto di veto sulle risoluzioni di natura politica, e Roosevelt pensa di cooptare l'Unione Sovietica all'interno del Consiglio di sicurezza come membro permanente, quindi di dare un ruolo a Stalin nel secondo dopoguerra. Roosevelt era convinto di poter in qualche modo condizionare e tenere a freno Stalin. Truman invece non ci crede a questa possibilità e approfitta della cessazione della guerra in Europa per di fatto mettere fine a questa collaborazione. Lei prima ricordava le atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Secondo alcuni storici lo sganciamento dei due ordigni nucleari non è stato l'ultimo atto della seconda guerra mondiale, è stato il primo atto della guerra fredda. Truman giustifica l'uso dell'arma atomica per limitare le perdite in termini di vite umane delle forze armate statunitensi. Ma dietro a questo c'è anche la volontà di lanciare un monito all'Unione Sovietica, di dimostrare che gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza perché hanno il monopolio di questo ordigno terribilmente distruttivo. Allora, secondo alcuni storici, poi vengono anche contestati, addirittura il Giappone aveva già chiesto di arrivare a una tregua, a una pace, e quindi però Truman lancia le bombe per dimostrare la potenza che avevano gli Stati Uniti, perché sicuramente gli Stati Uniti, se si fossero scontrati direttamente con l'Unione Sovietica, il problema era molto grave, perché non avevano una potenza di terra tale quale aveva la Russia a quell'epoca, e sappiamo che i soldati russi hanno una capacità di sopportazione della guerra in maniera, diciamo, estrema. Certo, Prego. e da questo punto di vista secondo me bisogna stare molto attenti alla cronologia dell'inizio di agosto del 1945. Il primo ordigno su Hiroshima è sganciato il 6 agosto. In quel momento l'Unione Sovietica e il Giappone sono ancora neutrali fra di loro, perché hanno firmato un patto di non aggressione nel 1941. 2 giorni dopo, l'8 di agosto, l'Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone e comincia a sostenere le forze comuniste in Manciuria, la regione della Cina che era controversa tra Giappone e Cina. Il secondo ordigno viene sganciato il 9 agosto proprio per affrettare i tempi della conclusione della seconda guerra mondiale sul fronte del Pacifico e non dare all'Unione Sovietica l'opportunità di dilagare in Cina e quindi ampliare la propria sfera di controllo, la propria sfera di influenza in Asia. Certo, quindi la storia è molto più complicata di quella che normalmente noi conosciamo come la narrazione, diciamo, storica. E allora approfittiamo di questo per mandare in onda il primo contributo, Churchill e la cortina di ferro. Churchill e la cortina di ferro.
All'inizio del 1946 Winston Churchill era convinto che la collaborazione con i sovietici non stesse funzionando e che America e Inghilterra stessero correndo il pericolo di allontanarsi, e dato che probabilmente non ci si poteva fidare dei sovietici, questo rappresentava un grande pericolo per il mantenimento della pace nel mondo. Il 5 marzo 1946, in un discorso pronunciato al Westminster College di Fulton, nel Missouri, Winston Churchill colse l'occasione per non rivolgere il solito discorso ai laureati, ma per dare un importante avvertimento al mondo. Uno dei discorsi più famosi della sua carriera, in cui crea una metafora che resterà a simboleggiare la divisione tra Est e Ovest. Pronunciò la famosa frase sulla cortina di ferro, che per molti segna di fatto l'inizio della guerra fredda. Da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale. Winston Churchill nel suo discorso riconosce l'importanza e la necessità che l'Unione Sovietica sia riconosciuta come potenza internazionale, che deve avere un suo posto in prima fila nello scacchiere globale, ma si dice anche preoccupato per la situazione dei paesi europei. A fronteggiarsi sono ora due ideologie economiche contrapposte, la democrazia capitalista occidentale da una parte e il socialismo reale e comunismo dell'est sovietico dall'altro. Inizia da qui il periodo della guerra fredda, che durerà circa mezzo secolo e che non si concretizzerà mai in un conflitto militare diretto. L'antagonismo non sembrava risolvibile attraverso una guerra diretta tra le due superpotenze, dato il pericolo per la sopravvivenza dell'umanità rappresentato da un eventuale ricorso alle armi nucleari. Il confronto si sviluppò nel corso degli anni in altri campi, quello militare, spaziale, tecnologico, ideologico, sportivo, ma innescò la corsa agli armamenti, una corsa a chi aveva più armi strategiche e più armi nucleari. Winston Churchill, poco tempo dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, si rese conto di quanto la politica anglo-americana avesse creato in Europa, vale a dire la formidabile superpotenza totalitaria dell'Unione Sovietica guidata da Stalin. Fu così che, in un momento di rabbia, Churchill avrebbe esclamato: "Abbiamo ucciso il maiale sbagliato", facendo riferimento al fatto che l'eliminazione di Hitler non aveva salvato il cosiddetto mondo libero da Stalin. Prego, Elio Armano. Come vede questo momento storico, che è determinante perché il mondo praticamente si spacca in due, e poi effettivamente l'Europa è stata liberata da chi? Dagli americani, oppure, diciamo, poi con il patto di Yalta ci si rende conto che i russi, in realtà i sovietici, hanno realmente vissuto e sacrificato in quella guerra molte persone. Io non sono uno storico, mi riconosco nelle cose che sono state dette fino adesso, le grandi linee sono queste. Vorrei però aggiungere delle valutazioni che nascono anche dalle mie esperienze di vita, di quello che ho imparato a scuola, che ho sentito crescendo tanti anni fa. Io sono nato negli ultimi giorni della Prima Guerra Mondiale, nel 1945, e in una casa dove respiravano i grandi temi della resistenza e della fiducia nel futuro che doveva essere socialista. E quindi confesso che sono determinato anche da questa influenza, ma pur tuttavia, poi se dovessimo parlare delle cose di questi giorni sarei molto più esplicito e spero che ci riusciamo, non bisogna astrarre, oltre a questi aspetti generali che si sono mossi, sul fatto che in quegli anni, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il mondo era impegnato tutto a ricercare un suo nuovo ordine dopo che era caduto l'ordine precedente, che era nato dopo il primo conflitto mondiale, avevo visto la nascita dei nazionalismi, aveva visto
aveva visto poi la nascita del primo cosiddetto governo dei soviet, fenomeni nuovi. E nella seconda guerra mondiale tutta questa impalcatura storica, economica, politica fu spazzata via. E quindi si agitavano grandi contraddizioni. Ma a proposito di Winston Churchill, io ricordo le mie letture storiche che, leggendo anche gli antefatti della rivoluzione d'ottobre, i primi anni della rivoluzione sovietica, che Churchill, che non era certo un leader giovanissimo quando diventò uno dei protagonisti della vittoria contro i nazisti, già negli anni del cosiddetto accerchiamento bianco della Russia dei soviet del 17, era presente dalla parte che voleva combattere il pericolo già allora costituito dal comunismo. Per cui c'è anche una connotazione soggettiva che viene da lontano nella personalità di Churchill. Ma detto questo, perché questo poi non è rilevante, si può anche, la storia ci fa anche cambiare idea, i fatti ci fanno cambiare idea, ci mancherebbe, e questo vale per tutti. Questo ordine internazionale che si stava ricercando faceva anche i conti con un altro fenomeno, non solo quello degli armamenti micidiali che si bilanciavano, l'equilibrio del terrore, ma faceva anche i conti con un fatto che non possiamo dimenticare nemmeno oggi, tragicamente, nella sua forza di inerzia, che era questo. L'Unione Sovietica non rappresentava solo il paese dei soviet, il paese dei gulag, il paese anche dove Stalin aveva fatto fuori persino i protagonisti della prima ondata rivoluzionaria, ma l'Unione Sovietica era idealmente vista da stragrandi parti del mondo, non solo dell'Europa, come il momento del futuro. Cioè, tanti anni dopo, Enrico Berlinguer, a capo del Partito Comunista Italiano, ebbe a dire che era finita da un pezzo la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre. E quel Berlinguer che disse che si trovava anche più sicuro sotto l'ombrello della NATO che non del patto di Varsavia. Ma nel 1945 c'erano pezzi enormi dell'opinione pubblica occidentale in paesi importanti come la Francia o come l'Italia, che vedevano attraverso il sistema elettorale, attraverso il sistema democratico, una grande egemonia dei partiti che si rifacevano a quello che era la lezione di Mosca, anche se avevano le loro vie nazionali. Allora, e per non parlare poi di quello che stava succedendo nel mondo, perché noi non possiamo avere un'idea solo europea. Giustamente il professore ha parlato anche di che cosa avveniva nell'estremo oriente, nella lontana Asia. C'era stata la rivoluzione, la lunga marcia di Mao Zedong, anche lì si ridisegnava il mondo, e si ridisegnava il mondo in tanti paesi che erano ancora sotto il regime coloniale. Gli stessi colonialisti erano quelli spesso che erano antitedeschi. Pensiamo che cosa è successo nel mondo arabo a proposito di queste contraddizioni. Erano stati dalla parte della democrazia. E poi c'era anche il grande peso ideale, culturale, rappresentato dalla, chiamiamola così, cultura antifascista, il mito della resistenza, che non era un mito, era qualcosa di profondamente radicato, che giocava. Quindi questo è lo scenario che c'era e che ha disegnato un nuovo ordine imperfetto, che giustamente era rappresentato con tutti gli equivoci che adesso paghiamo dentro l'Assemblea delle Nazioni Unite, nelle nuove Nazioni Unite, dove ci sono paesi che fin dall'inizio pesavano di più e altri che non pesavano nulla. E quindi questo, io ho ampliato il quadro perché
Mi pare che queste siano cose che non possiamo dimenticare, soprattutto per capire che cosa succede in queste ore. Certo. Certamente, però professore, io approfitto un po' della sua esperienza in questo senso. Stalin era un po' esacerbato nei confronti degli americani quando gli americani, c'è finita la guerra, la seconda guerra mondiale in Europa e continuava nell'Oriente perché i giapponesi avevano ancora la forza di difendersi e di gestire una guerra per altri anni. Gli americani non erano in grado e non volevano sacrificare vite umane. Però Stalin è alle porte della Cina, non entra, aspetta. Truman nell'incontro che aveva fatto precedentemente avvisa Stalin che noi abbiamo le bombe atomiche ma nessuno le ha viste e quindi è in attesa, è un po' il rifarsi nei confronti di inglesi, soprattutto di americani, che nell'intervento della seconda guerra in Europa è stato estremamente leggero rispetto al peso che invece hanno sopportato i sovietici e quindi è alle porte della Cina ma non interviene. Gli americani tentano lo sbarco in Giappone e tutta una serie di cose, ma lui, grazie proprio all'accordo che ha fatto, come diceva lei, nel 1941, se ne sta fuori. Ed è improvvisamente l'esplosione atomica che lo scatena, perché ha capito che se non si muove, a questo punto la Cina finisce in mano e il Giappone finisce solo in mano agli americani. Prego, professore. Sì, Stalin è un po' sempre stato in attesa, nel senso che anche l'accordo Ribbentrop-Molotov che ricordavamo prima serviva, secondo Stalin, a dare il tempo all'Unione Sovietica di prepararsi militarmente a affrontare il nazismo. Anche la seconda guerra mondiale è vista da Stalin come una sorta di pausa nella lotta al capitalismo per creare le condizioni migliori per poter imporre il modello comunista al resto del mondo. Stalin applicava alla geostrategia il concetto della lotta di classe, cioè era convinto della inevitabilità di uno scontro frontale tra capitalismo e comunismo che prima o poi sarebbe maturato e quindi era necessario che l'Unione Sovietica si preparasse al meglio. Riagganciandomi a quanto è stato detto prima di me, Stalin e dall'altra parte i due presidenti statunitensi, Roosevelt e Truman, in questa definire, disegnare il futuro, erano accomunati dal desiderio di universalizzare il proprio modello. Gli Stati Uniti volevano che il modello americano, basato sul liberismo economico, sul liberalismo politico, sulla società del consumo di massa dopo una produzione di massa, diventasse il modello di tutto il pianeta. Sull'altro fronte Stalin voleva che il modello comunista diventasse un modello globale. Da questo punto di vista Churchill era un po' un uomo del passato, non pensava più, perché non c'erano gli strumenti per il Regno Unito, di imporsi su scala globale. Sia Stalin sia Roosevelt e Truman pensavano in qualche modo a una integrazione del globo e in questo senso Roosevelt aveva disegnato le Nazioni Unite per superare quella logica delle sfere di influenza alimentate dal nazionalismo che erano andate in bancarotta una prima volta con la prima guerra mondiale e definitivamente con la seconda guerra mondiale. Roosevelt era convinto che integrando da un punto di vista economico e politico il mondo si potesse arrivare a una situazione di stabilità e di pace. Per Roosevelt e poi per Truman la pace avrebbe dovuto essere la costante nelle relazioni internazionali e la guerra una eccezione legata
alla violenza dei regimi totalitari. Invece per Stalin la pace era una pausa momentanea per ricaricare le batterie, e la pace era alimentata soltanto dai deboli e dalle persone prive di forza e di risoluzione. Era convinto che la condizione normale del globo fosse legata alla guerra e aspettava soltanto l'occasione migliore per scatenare quest'ultimo conflitto nei confronti del capitalismo. E questa logica, mutatis mutandis, è la stessa logica che alimenta adesso il governo russo, che ovviamente non è più comunista, che è condizionato da una sindrome di accerchiamento che ha vissuto anche Stalin, ma che Stalin ha ereditato dal regime zarista e poi ha lasciato in eredità ai suoi successori, non tanto Yeltsin, ma soprattutto Putin. C'è nella storia della Russia zarista prima, dell'Unione Sovietica successivamente e del putinismo, se mi permettete questa espressione, una sorta di sindrome di accerchiamento che è il motore dell'espansionismo. Stalin alla fine della seconda guerra mondiale voleva creare una sorta di fascia di governi amici nei paesi confinanti per non ritrovarsi nella situazione del primo dopoguerra, quando le potenze occidentali avevano cercato di strangolare economicamente la neonata Unione Sovietica. E Roosevelt da questo punto di vista aveva fatto delle aperture a Stalin, pensiamo agli accordi di Yalta per la Polonia. Sì, difatti diciamo queste aperture che erano un po' sospette per allora il segretario di Stato del Vaticano, che era Pacelli, che in un pranzo con Roosevelt disse: ma lei è comunista? Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi proseguiamo.